Ben ritrovati, tante le notizie all'interno del nostro TG, cominciamo dai titoli. Mario Chiuto va avanti e ribadisce la volontà di candidarsi, intanto Iole Santelli si dimette dalla carica di vice sindaco nel PD e guerra aperta, domani conferenza stampa contro il commissariamento delle federazioni di Cosenza e Crotone. Picchiato e sequestrato dalla badante, i carabinieri di Cosenza salvano un anziano di 82 anni. La donna, una 52enne romena, è finita ai domiciliari. Il viceministro alle infrastrutture Giancarlo Cancelleri a Lamezia ricorda la strage di ciclisti di 9 anni fa. Dopo la tragedia non è cambiato nulla, lavoriamo per mettere in sicurezza la statale 18. Stato di agitazione dei dipendenti del comune di Cosenza, temono di non ricevere lo stipendio dopo la dichiarazione dello stato di dissesto dell'ente. Sconfitta per il Crotone contro il Benevento in Serie C, ancora una vittoria per la Reggina ottenuta su calcio di rigore negli ultimi istanti della gara. Ben ritrovati dalla redazione del TG10 in primo piano. La politica sono in campo da tempo con un progetto inclusivo aperto ai movimenti e alle forze civiche. Così il sindaco di Cosenza Mario Chiuto conferma di essere già in campo per le prossime regionali del 26 gennaio. Inoltre stamattina si è dimessa il vice sindaco Iole Santelli, nel PD invece è guerra aperta. Vediamo. Contraddizioni, ripicche e veleni stanno caratterizzando il dibattito politico in Calabria ad una manciata di giorni dall'inizio della campagna elettorale. Sia nel centro-destra che nel centro-sinistra l'unità è esercizio complesso quanto impossibile. L'indicazione di Iole Santelli, candidata da Berlusconi, Salvini e la Meloni alla presidenza della regione, notizia non ancora ufficializzata, ha già scatenato polemiche. Mario Chiuto non ha alcuna intenzione di fare passi indietro, anzi. Sono già in campo da qualche anno con la spinta anche di tanti movimenti civici, di tante persone che hanno sposato questo progetto politico di cambiamento della regione Calabria. Chiuto trova anche l'occasione per raccontare ciò che è accaduto con l'ex amica Santelli. Poiché il candidato in qualche modo espresso da tutto il partito sono sempre stato io, nel senso che Forza Italia aveva aderito a questo progetto civico. E a un certo punto poi il candidato, dopo che ho portato anche in giro questa proposta, alla presenza anche della stessa Santelli, viene fuori anche il suo nome come credo che non fosse piovuto dal cielo, cioè questo tutti quanti me lo dicevano, io come al solito che sono in buona fede, io non ho capito questo atteggiamento, gliel'ho detto, quindi mi sono in qualche modo sentito tradito. Intanto Iole Santelli, con una lettera inviata al sindaco, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di vice sindaco. Anche nel PD la situazione è tutt'altro che tranquilla. Dopo la decisione assunta da Zingaretti di commissariare le federazioni di Cosenza e Crotone, l'atto, ritenuto gravissimo dai due segretari, sarà oggetto di una conferenza stampa in programma domani a Crotone. Intanto i componenti della segreteria di Cosenza annunciano la mobilitazione, ritenendo ingiusto il provvedimento assunto dai vertici romani e ribadendo la laicità dei comportamenti assunti dalla federazione, annunciando anche una maratona oratoria. In tutto questo si aspetta di capire cosa farà il presidente uscente Mario Oliverio, che dopo essersi detto disponibile a fare un passo indietro, a patto che anche il partito facesse la stessa cosa, ritirando l'appoggio a Callipo. Ma mentre il PD ha risposto con il commissariamento di 2 federazioni, dal governatore non è giunta alcuna notizia. Siamo alla cronaca, davvero una brutta storia, è stato picchiato e sequestrato dalla badante. I carabinieri di Cosenza lo hanno salvato, la vittima un anziano di 82 anni, i particolari nel nostro servizio. Doveva accudirlo, assisterlo, consolarlo, invece lo riempiva di botte e lo maltrattava verbalmente e fisicamente. Per questo una badante romena di 52 anni è stata arrestata e posta ai domiciliari dai carabinieri a Cosenza con l'accusa di lesioni personali, sequestro di persona, minaccia, furto, tentata estorsione e maltrattamenti nei confronti dell'82enne con problemi di salute che era tenuto segregato in un appartamento.
Dalle indagini dei militari che sono intervenuti in seguito ad una segnalazione è emerso che la donna aveva minacciato di morte l'anziano e lo aveva sottoposto ad angherie e violenze con pugni e schiaffi, provocandogli anche delle lesioni e perdite di sangue. In pratica lo aveva soggiogato, intimorito, a tal punto da farsi consegnare il bancomat e il numero PIN, prelevando successivamente dal suo conto corrente circa 3.500 euro e pretendendo la consegna di altri 5.000 euro. Lo minacciava al punto da negargli anche il cibo. L'arresto è stato eseguito in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP di Cosenza su richiesta della procura diretta da Mario Spagnuolo. L'anziano, dopo essere stato soccorso dai militari e trovato in evidente stato di shock, è stato affidato alle cure di una famiglia. Il viceministro alle infrastrutture Giancarlo Cancellieri a Lamezia ricorda la strage dei ciclisti di 9 anni fa. Dopo la tragedia non è cambiato nulla. Lavoriamo, ha detto, per mettere in sicurezza la statale 18. Vediamo. Il vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti Giancarlo Cancellieri ha reso omaggio alla stele che ricorda la strage degli 8 ciclisti in località Marinella, Lamezia Terme. 9 anni fa gli 8 sportivi furono falciati da un'auto. Lamezia non dimentica e continua a ricordare ogni giorno 8 vite spezzate in una tragica mattina di dicembre. L'esponente di governo è stato accolto dal sindaco Paolo Mascaro e da un gruppo di ciclisti, colleghi e amici degli 8 ciclisti scomparsi tragicamente. Ma in questi anni cosa è stato fatto per mettere in sicurezza la trafficatissima arteria che collega i comuni della costa tirrenica calabrese? Poco o nulla, sottolinea Cancellieri. Al di là delle commemorazioni, mi pare che davvero la sicurezza su questa statale sia rimasta la stessa di quel tragico fatto. Qui bisogna intervenire, ma perché l'attività agonistica, l'attività comunque sportiva dei ciclisti si coniuga poco con quella che è la sezione stradale che c'è qui in questo momento. Ci sono leggi ferme in Parlamento che parlano di microcirpature delle bici, che parlano di distanze di sicurezza di almeno 1,5 metri dai ciclisti, insomma anche in fase di sorpasso, cose che introdotte all'interno del codice stradale darebbero anche, diciamo, delle indicazioni molto più stringenti a chi guida le automobili, quindi dobbiamo sicuramente ripartire da questo. Mi sono messo a disposizione del comitato che oggi qui ci sta in qualche modo ospitando e che insieme, insomma, porteremo avanti un tavolo per strutturare idee, trovare, diciamo, delle soluzioni e portare avanti delle proposte che possano in Parlamento poi diventare leggi di questo Stato. La giudiziaria, il processo Euroscuola, il comune di Locri si costituisce parte civile. Vediamo. L'amministrazione comunale di Locri si è costituita parte civile nel processo denominato Euroscuola, scaturito dall'omonima inchiesta condotta dai carabinieri del gruppo di Locri e coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria. I militari dell'Arma e i PM di Reggio avevano individuato un giro di interessi su 2 edifici, risultati totalmente abusivi. Le 2 strutture avevano ospitato per anni 2 scuole, l'istituto professionale e l'istituto d'arte. L'inchiesta vide il coinvolgimento di tecnici, di liberi professionisti e di soggetti comuni accusati di favorire la cosca Cordì di Locri. Il clan infatti sarebbe riuscito attraverso prestanomi ad affittare i 2 immobili per anni, ottenendo cospicui guadagni. I professionisti, attraverso perizie tecniche, avrebbero, secondo l'accusa, certificato l'agibilità delle 2 strutture, particolare che avrebbe così permesso al clan Cordì di ottenere risultati economici rilevanti. La decisione di costituirsi parte civile è stata presa dalla Giunta di Locri la scorsa settimana, ma la notizia è stata appresa oggi. L'inchiesta dei carabinieri aveva suscitato clamore sia per il coinvolgimento di persone che hanno sempre avuto condotte professionalmente impeccabili, sia per il riferimento costante al clan Cordì, capace, secondo l'accusa, di inserirsi sempre in grandi affari pubblici. La direzione distrettuale antimafia di Catanzaro ha chiesto il rinvio a giudizio del consigliere regionale del centro-sinistra Orlandino Greco, ex sindaco di Castrolibero, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, corruzione elettorale e voto di scambio. Tra gli imputati figura anche Aldo Figliuzzi, ex assessore di Castrolibero, la cui posizione, vista l'assenza durante l'udienza
l'udienza è stata stralciata e sarà riunita al procedimento nella prossima udienza del 17 febbraio 2020. Gli illeciti contestati agli imputati si riferiscono al periodo che va dal 2008 al 2013. Le altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. I dipendenti del Comune di Cosenza da stamattina sono in assemblea. I lavoratori esprimono preoccupazione per le loro retribuzioni dopo la dichiarazione dello stato di dissesto dell'ente. Stessi timori vengono espressi dai lavoratori delle cooperative sociali e da quelli di Ecologia Oggi, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti. Beccato con migliaia di prodotti rubati, un 45enne cosentino è stato denunciato dalla polizia per ricettazione. Nella sua abitazione trovati oltre 5.000 capi di abbigliamento e accessori di una nota marca di abbigliamento per bambini e ragazzi. Il valore commerciale della merce ammonta ad oltre 120.000 euro e la conseguente rivendita illegale sul mercato avrebbe consentito un ricavo di almeno 30.000 euro. I carabinieri di Isola Caporizzuto, con l'ausilio dell'unità cinofila dello squadrone riportato cacciatori di Vibo Valentia, hanno arrestato un 57enne di Cropani e denunciato il figlio 17enne alla Procura della Repubblica di Crotone. Nell'autocarro condotto dal 57enne, i militari hanno rinvenuto all'interno del cassone, tra le varie scatole, un involucro contenente 200 grammi circa di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori 45 grammi di marijuana occultati all'interno di un tavolo per calcio balilla, per il quale il figlio minorenne convivente dell'uomo è stato denunciato in stato di libertà. 2 persone arrestate, un fucile e munizioni sequestrate. Il bilancio di un controllo dei carabinieri della compagnia di Serra San Bruno. I militari hanno perquisito alcune abitazioni e terreni tra i confini dei comuni di Dasà e Dinami. In uno di questi terreni, coltivata da Grumeto, è stato rinvenuto un fucile perfettamente funzionante calibro 12 sovrapposto con matricola Brasa, con relative 11 munizioni ben occultate all'interno di un tubo metallico posto nelle adiacenze dell'impianto frenante di un'auto articolato parcheggiata all'interno del terreno. E c'è un'ultima ora di cronaca. È morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Catanzaro Giancarlo Chiarello, 40 anni, era rimasto ferito lo scorso 10 novembre nell'incidente stradale avvenuto nel territorio di San Costantino, nel quale era deceduto l'amico di una vita, Michele Gullone, 39 anni. Chiarello, che non era sposato, faceva il muratore, dopo l'incidente stradale non si era più ripreso. Era una persona molto conosciuta in questo paese del Vibonese e la notizia della sua morte è iniziato a propagarsi anche sul web. Già pochi minuti dopo il decesso, per un mese parenti e amici hanno sperato in un miracolo che purtroppo non c'è stato. Siamo allo sport, cominciamo con il Crotone. C'è stata la sconfitta del Crotone contro il Benevento. C'è qualche problema? Facciamo un passo indietro nel nostro TG perché c'è una notizia di pubblica utilità che riguarda tutti i cittadini. Si tratta dei rifiuti, con appunto una notizia di utilità per i cittadini di Cosenza. Vediamo. Rifiuti, il problema a Cosenza al momento resta, anzi la situazione diventa più difficile. L'impianto di trattamento è di nuovo saturo, dunque impossibile conferire il residuo in discarica. Palazzo dei Bruzzi invita i cittadini a non esporre stasera l'indifferenziata perché non sarà raccolta. Nella nota diramata dal Comune si legge che, ad eccezione dei rifiuti indifferenziati prodotti dalle strutture sanitarie e ospedaliere, dalle scuole e dalla casa circondariale, al fine di preservare l'igiene pubblica e il decoro urbano di Cosenza, si invitano i cittadini a non esporre il residuo, in quanto nella giornata di domani il servizio non sarà espletato. L'amministrazione confida, si legge nella nota, nella sensibilità e nella collaborazione dell'intera cittadinanza, impegnandosi affinché le criticità possano essere superate al più presto. Stessa situazione a Paola.
scuola. Anche nella città del Tirreno domani sarà sospeso il servizio di raccolta indifferenziata. Solo pochi giorni fa in prefettura a Cosenza si è cercata attorno a un tavolo una soluzione. Dopo l'incontro era sembrato potesse esserci almeno una breve tregua, invece si è in piena emergenza. Adesso sì, possiamo parlare di sport con il Crotone, dicevamo, sconfitto contro il Benevento. Vediamo. Alle spalle del Benevento ci sono Cittadella e Pordenone. I ramarri non si sono lasciati sfuggire l'occasione di vincere lo scontro diretto con il Crotone, superando, seppur a fatica, la squadra di Stroppa grazie all'autogol di Mustacchio. È una prova convincente che conferma la solidità e la concretezza della neopromossa. Gara equilibratissima e vivace, come al solito è Messias il più ispirato tra i calabresi. I padroni di casa rispondono colpo su colpo, Strizzolo e Ciurria tengono sempre in allerta la difesa e Cordaz, ma è Di Gregorio il portiere più impegnato, se non altro per l'azione insistita che lo vede salvare la porta in 3 occasioni, in pochi secondi, negando il vantaggio a Simi prima, a Vido e Messias poi. È la svolta mancata del match, che invece arriva 2 minuti dal termine della prima frazione, quando Mustacchio, nel tentativo di pulire l'area piccola, manda in rete il pallone crossato da Gavazzi. Serviva un episodio per sbloccare la gara, il Pordenone ringrazia e si prepara a fare quello che gli riesce meglio, controllare la gara e addormentarla il più possibile. Al Crotone, nonostante l'estro e la volontà di Messias, manca il guizzo, non c'è imprevedibilità. Di Gregorio ha già dato, deve solo limitarsi all'ordinaria amministrazione e temporeggiare. I 3 punti sono oro colato per i friulani, Stroppa incassa la terza sconfitta esterna consecutiva e non può esserne contento. Purtroppo gli episodi non li portiamo dalla nostra parte, quindi secondo me è un grandissimo limite. Fino a qualche settimana fa avevamo sicuramente un'incisività diversa, avevamo una cattiveria diversa nel voler fare le cose. Oggi forse è mancata un pochino. Io ho la sensazione che la partita poteva anche durare 2 ore, ma forse il gol non riuscivamo a farlo. Gli episodi del primo tempo secondo me sono stati determinanti e siamo rimasti sotto praticamente senza subire un tiro in porta. Anzi, l'abbiamo fatto noi forse. Quindi sicuramente con una partita in salita potevamo fare di più, molto di più, e quindi per vincere su questi campi o per poter fare i risultati su questi campi ci vuole qualcosa in più. In questo momento non ce l'abbiamo. In Serie C ancora una vittoria per la Reggina ottenuta su calcio di rigore negli ultimi istanti della gara. Vediamo. Anche nelle giornate più complicate la Reggina riesce a superare l'ostacolo, la Viterbese chiude ogni spazio, imbriglia Corazza, resiste all'assedio Amaranto e alla distanza, prova anche a pungere per rovinare la festa ai quasi 10.000 del Granillo. Poi, a 3 minuti dal termine, il calcio di rigore concesso per il contrasto tra Paolucci e Vitali e la trasformazione dal dischetto di Denis, quinto gol dell'argentino che vale 46 punti in classifica e il largo distacco dalle inseguitrici. Quello della squadra di Toscana è stato l'unico successo calabrese della giornata. Il Catanzaro ha rischiato al Torre di Pagani dopo la rete di Mattia che ha sfruttato un buco della difesa giallorossa per portare in vantaggio i campani. Nella ripresa l'11 di Grassadonia ha riequilibrato l'incontro con l'ex Tascone al tiro da centro area. Pareggio sostanzialmente giusto tra Vibonese e Teramo, 2 buone squadre che sono annullate a vicenda, più pimpanti i rossoblù con Berardi e Ciotti sugli scudi, pericolosi gli ospiti nella ripresa con Mungo che a tu per tu con Mengoni non è riuscito a superarlo. Il gol di Biondi dopo 6 minuti di gioco ha deciso la sfida tra Catania e Rende. I siciliani hanno controllato la gara senza incidere in attacco. Poi nella ripresa i biancorossi hanno sfiorato il pari con Nossa che ha colpito la traversa. Nel finale giallo in area etnea per l'intervento in chiusura su Libertazzi. Per gli ospiti a rigore, non per il direttore di gara Carrione. E adesso andiamo alle iniziative per il Natale che si avvicina, questo periodo che comincia con l'Immacolata. Proprio ci sono tante iniziative. Ieri nella Presila Cosentina, a Magli, frazione di Casali del Manco, c'è stato questo evento, l'Immacolata nel borgo. Vediamo. A Magli, piccolo e suggestivo borgo di Casali del Manco, cerniera tra la città di Cosenza e la Sila, il Natale ha il sapore delle cose buone e genuine, dei ricordi, della storia e del folklore.
L'Immacolata nel Borgo è solo uno degli eventi organizzati dall'associazione Ci Siamo Onlus, che opera sul territorio da 15 anni. Questo progetto ha proprio l'obiettivo di riqualificare e rivitalizzare il centro storico. Ringraziamo anche l'Ente Parco Nazionale della Sila che ha creduto in questo progetto dal nome Il Borgo Amico del Parco. Questo in particolare è il secondo step. E per questo evento ringraziamo anche il Comune di Casali del Manco che ci ha concesso il patrocinio. Si tratta di un evento la cui straordinarietà risiede proprio nelle persone che lo disegnano e lo costruiscono, e per questo ringrazio veramente il grande gruppo di lavoro. Questo è il progetto di tutto il paese di Magli. A Magli le atmosfere del Natale hanno inizio tra luci, musiche e la visita ai luoghi simbolo, in particolare la piccola chiesa dell'Immacolata, uno dei punti di sosta della passeggiata sensoriale tra slarghi, stradine e antiche case. Il percorso tra ricordi e fede ha fatto rivivere a grandi e bambini momenti di festa ma anche di riflessione sull'importanza della rigenerazione dei borghi antichi, luoghi del cuore da cui spesso si parte in cerca di fortuna altrove, ma dove quasi sempre si ritorna. Magli è un borgo dove io sono nato, io ho creato una società che si chiama la Telefonica Group con sede in Lamezia Terme, però abbiamo due cantieri distaccati, uno è sulla Lamezia e un altro è a Magli. In effetti noi proprio di questo paese abbiamo circa 15 dipendenti, sulla Lamezia ne abbiamo altri 15, dove ho fatto l'ufficio è proprio la casa dove io sono nato. E ancora per la tradizione e la magia del Natale per i più piccoli c'è una bella iniziativa dell'Istituto Comprensivo Zumbini. Vediamo. L'albero, il presepe, i canti natalizi e le specialità culinarie si impara da piccoli, quali sono i capisaldi della tradizione delle feste cosentine. Nel plesso di Viale Somalia a Cosenza hanno dedicato un vero e proprio progetto agli usi e costumi nostrani. Perché è Natale, allora la scelta ludica ma soprattutto manipolativa è ricaduta sull'uso delle farine, degli impasti, quindi i bambini hanno fatto esperienza didattica su quella che è la cultura e l'arte della tradizione cosentina dei dolci natalizi. L'Istituto Comprensivo 1 Zumbini ha sposato in pieno l'iniziativa, partendo dai simboli delle feste fino ad arrivare ai valori che fin da bambini bisogna trasmettere per diventare gli uomini e le donne di domani. L'amore anche per le tradizioni del proprio paese deve iniziare da piccolo, non si può costruire quando ormai siamo grandi e immersi soltanto nella modernità. Il cibo come cultura culinaria in Calabria sono molteplici i dolci tradizionali che in questi periodi di festa imbandiscono le tavole. Questa manifestazione è in linea con un progetto quindi di alimentazione. Questo progetto che ho appena menzionato è anche in linea con un PON che l'Istituto Comprensivo ha messo in atto sull'arte. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Sull'Europa del Nord è presente una vasta area depressionaria alimentata da aria polare marittima fredda che farà il suo ingresso sul Mediterraneo nella giornata di lunedì. Queste masse d'aria provocheranno la formazione di una bassa pressione sul Golfo Ligure sottovento alle Alpi, che poi tenderà a scivolare verso sud apportando un peggioramento del tempo anche sulla nostra regione da lunedì sera sino a mercoledì mattina, con rovesci sparsi, abbassamento delle temperature e deboli nevicate sui monti. Domani sino al mattino rovesci e temporali sparsi sui versanti tirrenici e zone interne, con nevicate sui monti oltre i 1500 metri. Altrove è parzialmente nuvoloso ma senza fenomeni significativi. Durante la giornata rovesci sparsi in particolare sulla Calabria centro-meridionale, anche se non mancheranno lunghe pause dalle precipitazioni. In serata invece si verificherà un peggioramento su Cosentino Ionico e Crotonese, con temporali sparsi e nevicate su Pollino Orientale e Sila, in particolare quella greca, oltre i 1100-1300 metri. Temperature in calo rientranti nelle medie del periodo. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani Mar Tirreno molto mosso, lo Ionio sarà generalmente mosso,
molto mossi in serata ai bacini ionici del Cosentino e del Crotonese. I venti, inizialmente da ovest, durante la giornata tenderanno a ruotare provenendo dai quadranti settentrionali. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.